Canto 115. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù, l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E fratelli e sorelle, siamo già arrivati alla sesta domenica dopo la Pasqua. Tempo pasquale ormai sta per concludersi e la Chiesa oggi guarda con riconoscenza al grande dono dello Spirito Santo che Gesù ha chiesto al Padre in aiuto per i suoi discepoli. E lo Spirito Santo è la guida, la nostra guida spirituale di quanti credono in Gesù e seguono i suoi comandamenti. Chiediamo al Padre che guardi a noi, alle nostre necessità e ci conceda quello che sempre abbiamo bisogno, il suo perdono. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Signore, nostra vita, Christe eleison. Signore, nostra Pasqua, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore. Preghiamo.
Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, e mettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu una grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate Dio. A te prostri tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.
Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi manderà un altro paraclito perché rimanga con voi sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me, sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. È parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, il tempo pasquale sta per finire. Domenica prossima, con la solennità dell'Ascensione, ricorderemo il ritorno di Gesù alla gloria del Padre. Subito dopo celebreremo il mistero immenso della Pentecoste, la venuta dello Spirito Santo nella Chiesa e nel mondo. Lo Spirito Santo, questa presenza misteriosa, è lo Spirito di Gesù, che Lui, Gesù, ha chiesto il Padre per noi e che continuerà la sua opera rendendo efficace per tutti gli uomini quella salvezza che Lui, Gesù, ha meritato per tutti noi con la sua Pasqua. Vangelo di Giovanni di oggi ci riporta indietro nel tempo, ai giorni in cui Gesù si trovava a Gerusalemme con i suoi discepoli. Gesù è impegnato a preparare i discepoli alla sua assenza. Lui se ne andrà e rimarranno senza di lui. Per questo Gesù invita i suoi ad avere un rapporto nuovo con lui, a vivere in comunione con lui attraverso l'osservanza fedele dei suoi comandamenti. Chi mi ama osserva i miei comandamenti. È questo quanto Gesù ci ha detto. Oltre a questo Gesù promette un consolatore che prenderà il suo posto, lo Spirito di verità, il Paraclito, un maestro e una guida per la sua Chiesa. Nell'Antico Testamento Dio era il grande consolatore del suo popolo. Yahweh era il Dio della consolazione. Questo Dio che consola il suo popolo si è reso visibile con Gesù, il Messia del Padre che si è fatto uomo per la nostra salvezza.
Gesù è il primo paraclito, il primo consolatore, il Messia Salvatore che il Padre di sua iniziativa ci ha donato. Ma Gesù promette ora ai discepoli un secondo paraclito che continuerà la sua opera. Io pregherò il Padre, dice Gesù, e il Padre vi manderà un altro consolatore che rimarrà con voi sempre. Non sarete soli. Il credente deve pensare con certezza, non è un solitario, Dio è sempre con lui. Finché Gesù è sulla terra, è lui il consolatore, il difensore, la guida per i suoi discepoli. Ma ora che sta per andarsene, pensando alle difficoltà che i suoi discepoli incontreranno senza di lui, Gesù chiede al Padre affinché mandi un altro paraclito che prenda il suo posto. Lo Spirito di verità avrà il compito di testimoniare Gesù risorto e la sua opera di salvezza insieme agli apostoli. Il mondo, quel mondo che resiste all'iniziativa di Dio, non può vedere, non può conoscere lo Spirito Santo e la sua opera santificante. Ma voi, dice Gesù, discepoli, lo conoscete già e lo sentirete presente in mezzo a voi. Lui vi guiderà alla conoscenza piena della verità, cioè vi condurrà a sperimentare l'amore del Padre e vi riempirà della sua consolazione. Ma anche Gesù non se ne andrà per sempre. Lui l'ha detto, non vi lascio orfani, no, io rimarrò con voi sempre. Gesù compiò la sua missione come Messia Salvatore, non è scomparso. Ha semplicemente cambiato il genere di presenza, che non è più quella presenza fisica di prima, di un tempo, ma è la presenza di chi è risorto, di chi ormai è entrato nella vita nuova e come tale promette ai suoi: io rimarrò con voi, rimarrò fino alla fine del mondo. Chi è che può parlare in questo modo se non lui, l'unigenito del Padre, colui che ha potere su ogni cosa? Ancora un poco, dice Gesù, e il mondo non mi vedrà, ma non voi, i miei discepoli, che mi avrete sempre con voi, perché io vivo e voi vivrete in me. Un genere di vita nuovo, questa comunione di vita e di amore con Gesù risorto renderà concreta l'osservanza di quanto Gesù ci ha insegnato e di quanto lo Spirito che Gesù ci donerà ci farà ricordare. In questo modo Gesù continua a essere presente della sua Chiesa in mezzo a noi attraverso l'opera santificante dello Spirito Santo. La Chiesa diviene così una comunità dello Spirito, una comunità di fede fatta da coloro che credono in Gesù e lo seguono. Questa è la comunità dello Spirito, la Chiesa di Gesù. Miei fratelli e sorelle, animati da questa presenza dello Spirito Santo, tutti noi siamo chiamati a dare testimonianza di Gesù risorto, a dare ragione di quello che Lui ci ha insegnato, come Pietro
ci ha invitati nella seconda lettera, ricordiamolo, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi in ragione della speranza che è in voi e che lo Spirito di Gesù ha depositato nei vostri cuori. Con questa certezza continuiamo la nostra preghiera. Nel nome di Gesù che non ci lascia orfani, chiediamo al Padre il dono dello Spirito Consolatore perché rimanga sempre con noi. Diciamo insieme, donaci Signore lo Spirito Consolatore. Mi dice che abbiamo dimenticato la professione di fede, allora facciamo la professione. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre, dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo insieme, donaci Signore lo Spirito Consolatore. Per tutti i battezzati nella Chiesa possano scoprire la gioia dell'intima comunione che Gesù vive con il Padre e con ognuno di noi. Preghiamo. Signore, lo Spirito Consolatore. Per coloro che non credono possano trovare nella nostra buona condotta una testimonianza autentica, serena e gioiosa di Cristo, unica, vera e certa speranza di vita. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore. Per tutte le mamme, la Vergine Maria, mamma delle mamme, conceda loro la grazia di difendere sempre la vita contro la dilagante cultura di morte dei nostri tempi. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore. Per tutti noi siamo sempre pronti a rispondere con dolcezza e rispetto a chiunque ci domanda ragione della bella e sicura speranza che è in noi. Preghiamo. Donaci, Signore, lo Spirito Consolatore. O Padre in Cristo, tu ci ami dall'eternità. Fatti illuminati dal tuo Spirito, impariamo ad amarti con tutto il cuore, per goderti in eterno in paradiso. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi levanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato, offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli, dei santi, proclamano insieme con noi l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Della tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Morte e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
Canto 364. Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà, sempre fresca sgorgerà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai.
Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci noi i frutti del sacramento pasquale, infondi nei nostri cuori forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo nostro Signore. Con gli avvisi, giorno 18 maggio, giovedì eucaristica dalle ore 17 alle 18. Giorno 20 maggio, l'Ordine Francescano celebra la memoria di San Bernardino da Siena, uno dei grandi francescani del secolo XIV. Sabato 20 maggio, dalle ore 15 alle 17 presso il centro parrocchiale Don Celeste a Tresaghis, incontro le reti del volontariato, aperto a tutti coloro che sono interessati al mondo del volontariato e alla sua capacità di formare reti di solidarietà nella comunità. Interverranno Paolo Zenarò, vice direttore della Caritas della diocesi di Udine, Silvia Coppola, gerente dell'area promozione e sensibilizzazione. Alle ore 17 presso il centro Glemonensis, non solo storielle, spettacolo teatrale realizzato dai bambini della quinta classe, frequentanti presso il centro parrocchiale. Il ricavato dello spettacolo sarà dovuto alle missioni francescane per i bambini della Siria e concludiamo con un pensiero rivolto, perché fin qui non l'abbiamo fatto, alle mamme. Oggi il mondo ricorda questa ricorrenza, ricordiamoci di quelle mamme soprattutto che hanno difficoltà a vivere la loro vocazione. Ora sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Tutti una buona domenica. Il 13 maggio apparve Maria a te, pastore